Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Mi trovo qui catafratto in un salotto sontuoso e sibaritico a Terrassa Padovana. Sono qui, come vedete, in compagnia di un'opera d'arte mobile d'eccezione, ma soprattutto sono qui con loro, massima espressione della civiltà veneta, dell'altezza creativa del Veneto, da Venezia a Padova, Rovigo, a Verona, a Belluno, a Treviso e a Vicenza, ecco, non dimentico nessuno. Ecco, sono loro gli abusivi. Sì! Abusivi! Che è la figa! Allora, come hanno detto subito, gli abusivi hanno il basico istinto per la seduzione femminile. Allora, io so che voi professate la massima libertà. Ecco, proprio gli abusivi, è questo il termine che io adoro, gli eversivi, gli abusivi, in una società distrutta, in una società che non dà più niente, perché voi che siete giovani anche, è veramente una vergogna, uno scandalo che non ci sia futuro, perché diciamo la verità, non c'è futuro. L'abusivo è l'unico che ha il diritto di esistere. Abusivo vuol dire no alla politica, vuol dire rifiuto di una società sbagliata, quindi voi meritate il massimo rispetto. Mi ricordate i grandi eversivi veneti del passato, penso per esempio al Giorgione, ecco, che non ci stava di rappresentare la pittura sacra e rappresentava la Venere nella tempesta, cioè quindi la donna nuda. Nel panteismo straordinario. È un abusivo anche lui. Voi siete, gli abusivi sono dei Giorgioni moderni, per questo meritano attenzione e stima. Grazie. È la verità, cioè, ha il suo significato. Certo, sì. Comunque Ramona è la protagonista. Ma Ramona è veramente presente. Perché si chiama Ramona, fra l'altro? Perché Ramona ha anche la rima è già fatta. È anche semplice, insomma, contiene già un suffisso già noto, insomma, che non è Ra. Quindi Ramona è la protagonista dei nostre scorribande, ecco. Diciamo, sì. Intanto il pubblico già può sentire, perché siete veramente eversivi e abusivi proprio, siete abusivi in tutto. E poi sono sicuro però che nella realtà poi la Ramona diventa concreta proprio, empirica. Lei è la donna Angelo, sì, che si rifà, insomma. Allora, no, ma voi siete troppo grandi, la donna Angelo, voi siete anche negli stili novisti. 1300, sì. Ecco perché Padova è la Firenze del 300, anche per loro la donna Angelo, angelicata, però oggi è di plastica, sia nel tempo, giusto, c'era la donna cantata da Dante, voi la plastificate. Sì. Com'è che dice quello Ghemo una grinta? Ghemo una grinta incredibile! Comunque Ramona è la protagonista anche del nostro video, neo, come si dice, neo introdotto in YouTube. Chi è esperto telematico può insomma andarlo a trovare in YouTube. Comunque dovete seguire gli abusivi, ve lo dice anche Andrea Di Pre, e soprattutto perché sono abusivi, attenzione, quindi non rispettano le regole, non sono catafratti nella ripetizione, ma sono eversivi, sono liberi di fare quello che vogliono, un po' alla Kant. L'ultimo discorso che volevo fare, ragazzi, ecco, complimenti anche per come avete capito che cosa conta più nella vita e nelle vostre canzoni cantate questo. Facciamo fregare perché... Certo. Allora la Tetrombalia è la nostra canzone. È il nostro tipo di canzone. Fatemela senza com'è che cantate? Fatemi un pezzo della canzone senza... Cantate lui, quindi poi possiamo fare un coretto comunque. Sì, un coretto. Tetrombalia tutto il dì finché non gli affasso P, non gli affasso P. Tetrombalia più non posso in ogni posto, in ogni fosso. Tetrombalia sì. Allora, vedete come la musica supera anche le parole. Ma dovete farlo, bravissimi, straordinario. Avete visto subito? Anche in un fosso, ricorda un po' quando nel passato. Anche lei è scorribando, insomma. Ma in un fosso, cioè, questa è la bellezza del Veneto verde, panteistico e penicillina. La pianura padana che ci dà, insomma, questo verde. Ragazzi, io spero in modo parenetico che voi siate sempre così totali, assoluti, ma in ogni caso complimenti perché avete impugnato e per sempre
i problemi e la magia della musica. E non impugniamo solo quelli. Allora, complimenti agli abusivi, Andrea Di Pre, ragazzi seguiteli perché questi veramente spaccano di brutto. Torno teccato dappertutto e a volte mi vado spezzo, penso son rutto. Te vedo sempre insieme a quei più grandi denti, che pena che te versi bocca gaisa malta qui. Sì, ecco dai. Dietro Maria tutto lì finché non mi affasso P, non mi affasso P. Dentro Maria più non posso, in ogni posto, in ogni posto. Dentro Maria sì, dentro Maria sì, dentro Maria sì, dentro Maria cara mia. Beh, ecco, dicevate la canzone per l'avete scritta, giusto? Vorremmo dire a una ragazza, Te trombaria, vorremmo giusto per dire te trombaria, no? Che alla fine Certo, bisogna essere diretti, bravi. Però nessuno ha il coraggio, noi abbiamo deciso. Perché la ragazza, l'opera d'arte mobile, apprezza la sincerità, questo te lo assicuro, apprezza la cosa diretta, perché è quello che... E quindi complimenti perché voi aiutate altri giovani, anche non veneti, quindi anche i non veneti che vi possono seguire, certo, ad essere diretti con le opere d'arte mobili. Complimenti ancora ragazzi, complimenti, grazie, veramente straordinari. Per noi. È stato un gran onore per me ed è importante documentare, certo, il Veneto. Volevamo ringraziare un ringraziamento speciale alla Grande V e ai nostri produttori, a Lele Gianrico, Lele e Rumatera, insomma, un saluto a tutti i gruppi della Grande V anche. Sì, ciao Tosi e grazie mille che ne su piede del parte di Rio, teniamo avanti. Gli abusivi sono il nuovo miracolo veneto. A presto, grazie Andrea Di Pre e dagli abusivi. Ciao.